Siamo ancora con Antonio Di Pietro. Allora, Di Pietro, domani la Giunta del Senato si riunisce per stabilire se mantenere il voto per la decadenza di Berlusconi segreto, come è la regola, oppure renderlo palese, come vorrebbe il Movimento 5 Stelle. Lei, se fosse al Senato, vorrebbe come? Io vorrei che fosse palese, perché ognuno si deve assumere la responsabilità delle proprie idee. Certo, farlo proprio su Berlusconi mi pare una forzatura sotto questo aspetto. Un problema è a monte, però. Posto che c'è una legge che dice che la legge Severino, appunto, sì, che se condannato decade, questa idea che deve essere messa ai voti, io la ritengo un controsenso. La legge si applica, è normale, basta. Succede così però per tutti, per un parlamentare per decadere deve essere votato dal ma io proprio questo vi invito a riflettere, se davvero un parlamentare che commette un reato per cui la legge prevede la decadenza si debba poter mettere ai voti se farlo decadere o meno. O si applica la legge uguale per tutti o no, non ho capito perché se non sei parlamentare si applica e altrimenti no. Farlo adesso, torno a ripetere, contro Berlusconi. Farlo adesso in questo modo, io personalmente, ripeto, mi batterei per averlo palese, ma per averlo palese per tutti e non nei confronti di una persona sola. Faceva bene a fare come Craxi, insomma, Berlusconi, ad andare all'estero, secondo lei? Berlusconi ha scelto la terza via, è la più intelligente dal suo punto di vista, mi perdoni. Cioè? Le due vie che avevo scoperto io, mani pulite, erano le seguenti. O andavi dal tuo giudice e dicevi le cose come stavano, o te ne andavi al tuo mammetta di turno e facevi il latitante, non l'esiliato. Berlusconi ha scelto la terza via, quello di andare in Parlamento e farsi le leggi che gli servivano. Ah, va bene. Senta, capisce a lei. Allora, Di Pietro, dovrei fare un giochino con lei, però per questo le dovrei chiedere di chiudere gli occhi. Non succede niente, non si preoccupi. No? Io le faccio sentire un rumore e lei mi deve dire di cosa si tratta. Però non sbirci come mio figlio. Li chiude gli occhi? Va bene. Ma li chiude? No, li chiuda. Li chiudi. Mi raccomando. Vabbè, sì. Questo è... li può aprire a questo punto? Non ho la minima idea. Il tintinnar di manette, ma come non ha la minima idea? Ma perché queste manette contro manette? Chissà quante volte l'avrà sentito in vita sua. No. L'hanno accusata, no? No. L'hanno accusata invece di essere uno, anche da magistrato, di mettere in carcere le persone per farle confessare. Lo so, ma hanno accusato di questo perché è una bella scusa per giustificare perché stavano in carcere. In realtà stavano in carcere perché se lo meritavano. Ma davvero non le ha riconosciute neanche minimamente? Assolutamente no. Però sa, ieri Renzi ha parlato di Silvio Scaglia, ex amministratore delegato di Fastweb, che è stato in carcere 3 mesi e comunque agli arresti poi domiciliari 9 mesi, quasi un anno, prima in carcere e poi ai domiciliari. Che direbbe a Scaglia, visto che poi è stato assolto, cioè l'avesse di fronte da ex magistrato? Scaglia, torno a ripetere, io personalmente sono convinto che hanno previsto 3 gradi di giudizio perché è umano che qualcuno giudichi in un modo diverso come giudica qualcun altro. Sì. Adesso l'idea che siccome Scaglia è stato assolto e quindi ha avuto giustizia, dobbiamo fare in modo che nessuno debba andare in carcere, mi sembra assurdo. Però. Ciò detto, posso dire cosa ne penso della situazione carceraria attuale io, che riguarda anche Scaglia? Certo. Io personalmente sono convinto che bisogna intervenire, ma bisogna intervenire in via strutturale, non facendo un'amnistia o un indulto tanto per ogni volta che sta per scoppiare le carceri. E io sono convinto che lo si può fare adesso, immediatamente, con una legge ordinaria, perché l'amnistia e l'indulto ci vuole una legge con i 2/3. È una legge ordinaria che prevede di non mandare in carcere, in carcerazione preventiva, le persone che commettono reati non ad allarme sociale, di prevedere un sistema di riduzione dell'entità della pena per le recidive semplici, di intervenire per una forte depenalizzazione. Sì, però quindi si può fare. No, si può fare, però a Scaglia che direbbe? Cioè nel senso che ha fatto una carcerazione preventiva ingiusta, come tanti italiani, torno a ripetere. E quindi? No, chiedo io a lei, cioè non è da paese civile mandare in carcere una persona e poi assolverla? Quando il procuratore della Repubblica, il giudice per l'indagine preliminare, il Tribunale della Libertà, il Tribunale del Riesame, la Corte di Cassazione hanno deciso di tenerlo dentro, evidentemente perché c'erano indizi di reato. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che Scaglia era all'interno di un processo in cui la maggior parte sono state pure condannate. Lui no. Quindi voglio dire, il processo, il fatto reato c'era, nei confronti di alcuni sì, nei confronti di alcuni no. Io ritengo che intervenendo sulla
carcerazione preventiva, e cioè sui casi che diceva prima. sui punti che, anche sui casi di pericolosità sociale. Anche sui casi di pericolosità sociale, perché Scaglia era accusato di un fatto grave, Certo, la società delinquere, ma sulla pericolosità sociale si poteva intervenire per evitare che andasse in carcere. Però dice Quindi il fatto... interveniamo in via strutturale, non utilizziamo Scaglia per mettere fuori quelli che non se lo meritano. Questo no, certamente, però non ho ancora capito, cioè, a lui che è dato in carcere, uno che fa dovrebbe chiedere scusa allo Stato, cioè una persona che è stata in carcere tanti mesi, è una cosa... Torno a ripetere, non è né il primo, né purtroppo è l'ultimo. Quel che bisogna fare, bisogna riformare la giustizia, ma quel che non bisogna fare è quello di creare un sistema di impunità utilizzando casi di questo genere. In ambito giustizia, l'ultimo rinvio a giudizio di Berlusconi è relativo alle accuse del senatore De Gregorio. L'ha portato lei in Parlamento, senatore De Gregorio? Io l'ho portato quando non lo conoscevo, Berlusconi ce l'ha riportato quando lo conoscevo. Se permette, è più grave la recidiva sotto questo aspetto. No, perché l'accusano anche di aver scelto delle persone, insomma, Razzi, Scilipoti, De Gregorio... E chi l'ha ricandidato questo? Questo è vero. Chi l'ha ricandidato? Non ho capito bene. Però li ha portati... Non ho capito bene, chi l'ha ricandidato? Li ha candidati il PDL in questo caso. Ma perché l'ha ricandidati? Non lo so, ma fa lei... Perché no, glielo faccio io, perché gli ha dato 3 milioni di euro per potersi comprare il voto. Questo è da provare. C'è un processo in corso che non rinvia a giudizio. Certo. Allora, quel che io credo che bisogna ragionare è cosa sta succedendo in questi giorni. Io mi metto nei panni di Monti, per esempio. Cioè, voglio dire, dentro quel Parlamento bisognerebbe stabilire una regola, che chi viola il patto con gli elettori deve andare a casa, perché mi pare che ci siano, e siano pieni di Scilipoti e di Razzi quel Parlamento, perché ma che c'entra Monti? Non ho capito. Che c'entra Monti? Perché mi pare che Monti, con questa legge elettorale, tutti quelli che stanno in Parlamento, sono stati messi in Parlamento da qualcuno che ce li ha messi, non perché se lo sono meritati. Quindi Monti che critica quelli che ci sono, insomma, se li ha messi lui... No, io sto dicendo, io sto difendendo Monti, nel senso che quel che è successo a me è successo a Monti, è successo a tutti coloro che con questa legge elettorale si sono ritrovati a dover mettere delle liste e si può sbagliare. Morale della favola, credo che sia necessario al più presto rifare una legge elettorale che dia al cittadino la possibilità di scegliere chi mandare in Parlamento e chi mandare a casa. Su questo io sono dell'idea che il doppio turno di collegio, di cui parla anche Renzi per esempio, sia una soluzione equa. Una soluzione che si può fare. Senta, sceglie la persona e non il partito. Alla fine, definitivamente quante case ha Antonio Di Pietro? O in famiglia, perché sa che su questo si è molto scritto, si è molto detto. No, non dica che sta facendo il conto, vuol dire che no, sto facendo, lo dica uno a uno. Ce l'ho a Curno, preso Bergamo, prima, provincia di Bergamo, preso prima che cominciasse a fare politica. Ce l'ho a Bruxelles insieme a mia moglie, che sono andato quando nel 2000 sono andato a fare il parlamentare europeo. Ce l'ho una a Roma e c'ho la mia campagna a Montenegro, dove c'è stata dove la vediamo col trattore. Quindi queste 4, poi vabbè in famiglia magari qualcun altro, figlie. Certamente, insomma, sto riparlando sempre di questo, sto parlando in quest'ambito. No, perché di questa vicenda della casa, insomma, politicamente l'ha sofferta molto. Non l'ho sofferta, non diamo colpa agli altri, ho sbagliato innanzitutto io, perché se avessi saputo che dovevo portare carta alla mano, andavo con tutte le carte alla mano lì da Gabanelli e avrei saputo, mi sarei difeso un po' meglio rispetto a come l'ho fatto. L'hanno un po' fregata insomma in questo. Ma guarda che la colpa non è mai degli altri, io sono venuto qua sapendo che mi poteva fare queste domande e quindi ho accettato di venire qua, non che me la prendo con lei. No, è chiaro. Lei ha detto anche di aver fatto un partito un po' padronale, questo è stato un errore, in qualche intervista ha ammesso forse di aver fatto un partito un po' troppo di Pietro-centrico. No, io ho detto qualcosa di diverso, di più se può. Di più. Io ho detto che finita la Prima Repubblica, e di questo ne ho l'onore e la responsabilità, della storia lo dirà, finita la Prima Repubblica sono arrivati partiti che si sono basati molto sul leader. Bossi, Berlusconi, Di Pietro, adesso è arrivato Renzi, Grillo. Ecco, io credo, e l'ho sperimentato sulla mia pelle, che a fare un partito che ha come punto di riferimento, non il padrone, come punto di riferimento una persona, ne segue le sorti. Io, per definizione, i capelli sono bianchi, già non ce ne stanno più, cioè la mia vita politica è come la mia vita umana, è una parabola. Il partito dovrebbe vivere oltre
il proprio fondatore. Sì. E per questo bisogna che tutti quanti con un po' di responsabilità e di umiltà cerchiamo di fare un passo indietro. Io l'ho fatto, ho tolto anche il mio nome dall'Italia dei Valori, dal simbolo Italia dei Valori. Mi sono messo a fare il militante, non mi sono candidato a nessuna carica, in questo momento sono militante attivo. Militante attivo. Allora, prima di continuare nel talk, la vedremo un giorno definitivamente alla guida di quel trattore alla quale ogni tanto la vediamo a Montenegro di Bisaccio, cioè dire... veramente, ci sono stato la settimana scorsa e ci No, dico un ritiro prossima. definitivo dalla politica, oppure lei dice no, continua a fare questo che toccherà pure a lei prima o poi. Sì, no, non dalla politica, non dalla politica. Da qualsiasi cosa. Capito? Purtroppo, se potessimo, Comunque, cioè, voglio dire, sì, dovevamo arrestare il tempo che passa. Allora sì, dovevamo arrestare il tempo che passa. Ah, ecco. Però io non ci credo che non l'abbia riconosciuto, ma il sospetto era questo qua. No, non le anche perché non le ho mai battute così. No, come si battono? Non le bacio le mani, io le mani messe non l'ho mai messo, l'ho sempre fatte mettere. No, le ha sempre fatte mettere, ne ha fatte mettere tante, mi sa. Non è colpa mia. Queste Credo che nella Prima Repubblica sì, abbiamo scoperte di maialate. Sì, sicuramente, sì. Di maialate. Io li chiamavo reati porcate, poi andavo dal mio collega Pier Camillo Davigo e dico adesso dagli una veste giuridica. Ah, lei li chiamava reati porcate e Davigo invece diceva sono... Speculati, corruzioni, concussioni, falsi in bilancio. Avrebbe fatto un bel codice penale, un articolo reati porcate, queste cose. Credo che sia una bella porcata il processo, il reato Enimont, no? Prendere quelli che hanno fatto, insomma, non è stata una cosa bella. Comunque Antonio Di Pietro rimane con noi nel talk, ci sarà anche Oscar Giannino che abbiamo visto in apertura, ci sarà Roberto Reggi del Partito Democratico, ci sarà Marco Bulfon di Altro Consumo, in collegamento da Roma anche Alessandro Giglioli dell'Espresso e il suo blog Piovono Rane. Dopo la pubblicità ripartiamo con tanti temi a partire da Matteo Renzi è l'uomo del futuro dell'Italia? Tra poco. Prendere i voti anche al centrodestra. Renzi su una cosa è stata precisa, di cui avremo la riprova l'8 di dicembre. Sì. Ha detto, adesso basta, le larghe intese non hanno alcun senso, bisogna smetterle con le larghe intese, se io faccio il segretario deve finire questa storia delle larghe intese. Al prossimo giro, però. Non l'ha detto, questo è il prossimo giro. Lei dice che dal 9 dicembre punta a far cadere il governo. Bisogna essere coerenti o non coerenti. Cioè, questo larghe intese ci stanno o non ci stanno? Questa idea, cioè, che lui dice che non va bene, che non stanno facendo niente, ma assolutamente niente, PD e PDL insieme, semplicemente perché ognuno si irrita a vicenda rispetto all'altro, allora mi spieghi perché rimane questo governo? E lui, se diventa segretario del Partito Democratico, la prima cosa che deve fare è finirla questo governo e andare all'elezione al più presto. Vabbè, ho capito, poi bisognerà che Reggi già scuote la testa, e allora no, dice... E allora che vuol dire? Ma che vuol dire? No. Intanto far cadere il governo non vuol dire andare automaticamente alle elezioni, c'è il Presidente la della cosa più Repubblica. urgente per me è andare a fare una legge elettorale. Sotto questo aspetto, per me la cosa più urgente è questa. Se alle elezioni con questa legge elettorale ritorniamo appunto da capo. Di sprechi dal di dentro, di enti inutili, di cose che non si riescono a tagliare. Quanti ne ha visti? Ne ha visti parecchi? Quando c'ero io si discuteva di togliere dalla sera alla mattina quelle stesse cose che si discute oggi. Però permettetemi di dire una cosa. Magari fosse solo colpa dei burocrati. Il problema di fondo, perché questa legge di stabilità a me non sta bene? Perché appunto è una legge di stabilità, far quadrare i conti per far restare contenti tutti quanti, da una parte e dall'altra, e quindi reclama il Ministro della Salute e non si interviene sulla sanità, reclama il Ministro delle Infrastrutture e non si interviene. Io credo che per questa ragione bisogna chiedere un voto agli elettori, e gli elettori, una volta che te lo danno, magari Renzi ha detto che lo fa, non lo so se lo farà. Non lo so. Però io credo che l'unica cosa da fare non è tanto aspettare che lo fa il burocrate di turno, che quello non lo farà mai, perché non lo farà mai. È la politica che deve fare una decisione molto semplice, deve prendere. Deve fare un decreto legge. Io oggi mi sarei aspettato non so se rifletteci, oggi abbiamo una maggioranza in Parlamento di oltre i 2/3, se non lo fanno adesso, che le larghe intese devono servire a quelli, la verità è che le larghe intese servono soltanto a mantenere questo Parlamento perché non vogliono andare a votare. Però io farei una tabula rasa, tagliando tutto con un decreto legge. Un decreto legge, ma sembra che non si possa mai fare. Un decreto legge e un voto di fiducia, questo è quello che va fatto. Un decreto legge e un voto di fiducia. Certo, ma non per tagliare, per non tagliare queste cose. Non per tagliare queste cose. Lei taglierebbe tutto. Rocco, non si sente responsabile nella piccola parte di aver prodotto la situazione nella quale il signor Rocco si trova ora?
Beh, sarebbe veramente il colmo che adesso la colpa sia mia. Come rappresentante della politica, non sua di Antonio Di Pietro. L'unica cosa che gli posso offrire, se dopodomani viene giù in campagna, abbiamo da cogliere ulivi, gliela coglie ulivo da me, ma insomma voglio dire, al di là delle battute, il reddito di cittadinanza, di questo stiamo parlando. Ci possiamo permettere il reddito di cittadinanza? In Germania diceva l'80% gli trovano un lavoro, in Italia il problema di fondo è che non ce l'è di lavoro. Questo è il tema di fondo. E non c'è lavoro semplicemente perché l'imprenditore non conviene fare l'imprenditore in Italia, perché il cuneo fiscale è talmente tanto che il costo del lavoro è spropositato. Io credo che oggi come oggi non c'è niente da fare fino a quando non prendiamo 100 miliardi di euro dalle spese che vengono sprecate, quelle che avete visto, la spesa pubblica sprecata, da una parte e la lotta all'evasione dall'altra, e non li si mette nel cuneo fiscale abbassando il cuneo del lavoro, sono tutte chiacchiere il resto. Lo so, è tutto lì. E allora chi ha questo coraggio? Io personalmente, se fosse al governo, questo coraggio ce l'avrei. Beh, qualcuno può dire, però non l'ha avuto quando no, non ci sono stato al governo io sono stato soltanto 1 anno e mezzo al Ministero delle Infrastrutture, e se va a vedere ancora adesso quel Ministero delle Infrastrutture funziona con quello che ho fatto io, compreso qui in Lombardia. Però Di Pietro e Reggi, Di Pietro, questi lavoratori sono socialmente utili a che? E a chi? Mi permetta di non unirmi al coro di chi no, perché lei viene da una terra dove il problema del lavoro c'è. No, Mi permetta di non unirmi al coro di chi criminalizza e basta i cosiddetti lavoratori socialmente utili. Io le cito un caso specifico di cui in questi giorni si sta discutendo molto e che la legge di stabilità non ha preso in considerazione, che bene farebbe a prendere in considerazione. Negli anni passati, a cominciare dalla provincia di Milano, la prima a averla fatta, e poi la regione Lombardia, quindi come vede sto dando atto, hanno preso 3.400 persone che venivano da ex Eutelia, ex Alitalia o giovani laureati, e lo hanno reinventati, portando per 3 anni riqualificati a fare segretari. Qual è una delle cose che non funziona? La giustizia, come dicevamo prima all'inizio. Ma una delle ragioni per cui non funziona la giustizia non è perché è il magistrato, è perché le pratiche vengono rinviate di 10 anni in 10 anni, perché mancano 15.000 persone addette a fare i segretari, gli assistenti, i cancellieri, coloro che fanno le notifiche e quant'altro. In un'ottica di questo genere hanno speso 3 anni di tempo, spendendo un sacco di soldi per riqualificare queste persone. In questa legge di stabilità hanno previsto che queste 3.400 persone vanno a casa. Allora, prima di dire, siccome è socialmente utile, quello per esempio è un caso che andava non solo rifinanziato, ma andrebbero stabilizzate una volta per tutte, perché abbiamo fatto tanto per prendere 3.400 persone, insegnato un maestro così lì ci si vede un progetto in qualche modo, quindi, mentre a volte si rischia di cadere nell'assistenzialismo puro. Ecco, quello che io dico, invece di cadere nell'assistenzialismo, oggi come oggi, io credo che bisogna fare qualcosa in più, trovare la possibilità di riqualificarle, ma poi gli dargli anche una speranza di futuro, perché certo, non è che queste persone sono dei delinquenti che approfittano. No, ma è chi dice che sono dei delinquenti? Reggi, mio padre con quello stesso terreno ci ha fatto grande 3 figli, io me lo posso permettere perché ho fatto il parlamentare, perché noi ci rimette, perché a me costa quasi 7 euro al chilo l'olio per farlo, quando se lo vai a vendere non lo vendi a oltre 3,50 euro, 4 euro. Quindi, insomma, questo è un classico esempio proprio a Montenero di Bisaccia. Io personalmente ripeto, perché appunto perché lo faccio per rispetto a mio padre, ma il piccolo imprenditore, che sia agricoltore, che sia meccanico, che sia così, un lavoratore autonomo. Ma questo imprenditore Oscar che dice forse devo evadere, che cos'è? Rischia di diventare un evasore fiscale? Quindi, ecco, io mi auguro di no. Ci sono le manette di Pietro di prima? È il cane che si mangia la coda, è il cane che si mangia la coda. Però lei l'avrebbe arrestato poi se faceva. E sapete che la colpa è del magistrato che applica la legge e non di chi evade. Se nessuno evadesse le tasse, dovremmo pagare il 50% in meno delle tasse, perché non è il piccolo imprenditore che rovina l'Italia. Ho capito, ma questo imprenditore che si trova a evadere. Io personalmente non ho paura dell'evasione fiscale, ho paura dell'elusione fiscale. Vi faccio solo un esempio, permettete solo un esempio. Tutti i grandi paesi occidentali dicono che bisogna combattere l'era, eccetera, eccetera, eccetera. Mi spiegate perché permette la grande
i grandi paesi occidentali permette l'esistenza dei cosiddetti paesi offshore, Sì. le isole Cayman, le isole... Ma in Italia ce ne stanno 2 di paesi offshore dentro l'Italia, Ah, sì, ma... San Marino e il Vaticano. Beh, San Marino Non mi l'abbiamo spiegate quasi perché? messo Però in questa è la ginocchio, grande evasione. L'imprenditore che si trova a evadere, Oscar, che cos'è? Un evasore fiscale per la legge, quindi commette un reato, Non ma... è quello l'evasore fiscale. rischia di diventarlo. L'evasore fiscale è quello che sarà un piccolo evasore, ma rischia di diventare anche lui. L'evasore fiscale non è quello che vende le cipolle a 50 centesimi al chilo, dai retta a me, perché a 50 centesimi vende il coltivatore. Insomma, è un evasore di necessità. Allora, l'evasore fiscale è un altro, quello che utilizza un sistema bancario, un sistema fiscale di favore e va all'estero a speculare e quant'altro.